Presidente, si chiude anche questa ultima portello e si va via, si va via. Partiti. È in vantaggio Scinicamon davanti a Ranson e Jay Cooper, Massimo Meridio, Bieroic, Technicus, Ftan, Luna del Colle e Young Stack. Dopo 300 metri di corsa in vantaggio Jay Cooper davanti a Scinicamon, Ranson, Massimo Meridio, Technicus, Savenias, Bierotic, Fan e Young Stack. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Jay Cooper davanti a Scinicamon, Massimo Meridio, Ranson, Technicus, Savenias, Ftan, Luna del Colle, Young Stack e Bieroic. Poco prima dell'ingresso in dirittura in vantaggio Jay Cooper davanti a Scinicamon, Massimo Meridio e Technicus. I cavalli entrano in dirittura con Scinicamon e Massimo Meridio in vantaggio, attaccati all'esterno da Ftan. A centropista Young Stack, seguono Technicus, Ranson e Savenias. In leggero vantaggio Scinicamon, attaccato all'esterno da Ftan. A centropista Young Stack, in leggero vantaggio Ftan davanti a Young Stack, Scinicamon e Massimo Meridio con luce Ftan davanti a Young Stack e Scinicamon. E quel chilo e mezzo che doveva dare in più, lo abbiamo visto tradotto in 3/4 di lunghezza sul traguardo. Insomma, match è stato, il veleno era Scinicamon e infatti è stato velenoso in un certo senso, perché si è tenuto lì in quota e ha giocato la sua carta.